La crisi morde e sbrana i consumi. A nord-est una famiglia su 5 non riesce a coprire le spese mensili col reddito a disposizione e una su 10 intacca i risparmi. È la sirena d'allarme della Fondazione Nord-Est che ha pubblicato un'indagine condotta tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino. Un trend preoccupante che viene confermato anche dal sistema statistico della Regione Veneto, secondo il quale le famiglie oggi consumano il 7,5% in meno rispetto a 15 anni fa e il 12% in meno rispetto al 2007, il periodo di maggiore espansione economica. È aumentata la tassazione alle famiglie, a cui si è aggiunta evidentemente l'esperienza negativa che tante famiglie hanno vissuto, quella di avere qualcuno che prima portava lo stipendio a casa e che oggi non lo porta più, ed è chiaro che in una situazione di questo tipo cosa si fa? Si cerca di consumare meno. Numeri, dati, cifre, che raccontano una crisi che è molto più pratica che teorica, basta fare un giro per strada. Ci si è, per me, limitati su tutto. Non abbiamo più, prima si andava e si comprava, adesso no. E troppe tasse, tantissime tasse, è tutto più caro, molto più caro. La crisi morde, ma le famiglie venete nel 2011 hanno speso in media 2.903 euro al mese per acquistare beni e servizi, un valore decisamente superiore alla media nazionale di 2.488 euro e che pone il Veneto al secondo posto in Italia dopo la Lombardia. Certo, è tempo di puntare sul risparmio oculato, con spese mirate, chirurgiche, ritagliate su offerte, saldi e promozioni. Un nuovo modello di consumo che oggi passa anche per internet con acquisti online e il ritorno dei negozi di quartiere. Si fa un passo avanti e si rimette al centro dell'acquisto anche la relazione e la qualità della relazione. Questa è stata la storia del nostro passato e io credo che sarà anche la storia del nostro futuro. Tradiscono le attese le aperture domenicali, un flop confermato dalle statistiche. Il 56,6% della popolazione del nord-est boccia l'intervento del decreto Salva Italia con cui il governo Monti aveva reso più flessibili gli orari delle attività commerciali, anche se di contro un buon 43,5% si dice favorevole. Adesso la politica è chiamata a nuove soluzioni per invertire il trend e rilanciare i consumi e soprattutto per recuperare credibilità. Quando sento che loro in Parlamento ritirano 20.000 euro al mese e c'è della gente che non li tira neanche in un anno, fa veramente fastidio.